Io lascio la parola a Silvia Floriani per poi... Buongiorno a tutti e grazie a tutti. Sincero, veramente ed affettuoso a tutte le donne, a tutti gli uomini che in questi 4 mesi sono stati straordinari. Ho incontrato, caro segretario, della gente bellissima. C'è un partito che si è rimesso in moto, che non ha più paura di far vedere il proprio simbolo in queste terre difficili, che ha trovato l'orgoglio della propria identità e della voglia di esserci con dei valori forti che esprime il nostro simbolo, che sono quelli del rigore, dell'etica pubblica e di come si sta nelle istituzioni, perché noi in questa provincia, segretario, abbiamo degli esempi pessimi, drammatici di come si utilizzano le istituzioni per scopi di partito o per scopi personali. E noi su questo abbiamo composto una lista, ma anche la coalizione è fatta di persone straordinarie. Abbiamo una lista di amministratori, amministratrici, gente, donne e uomini che rappresentano pezzi della società, giovani, molte donne, abbiamo 11 donne nella nostra lista, la Lega ne ha una e questo credo sia un altro fatto importante. È una lista, non è una lista fatta per partecipare, è una lista fatta per governare questa provincia. E abbiamo un programma, e anche il nostro programma è un programma vero di governo della provincia. E la nostra idea forte di questa provincia, di futuro, di prospettiva, è anche un'idea di una provincia meno sprecona, più snella, più come ente di coordinamento tra i comuni, che non è mai esistito. Guardate, io ho incontrato queste persone nei mercati, credo di aver toccato tutti i paesi della provincia. Siamo riusciti persino ad organizzare dei gazebi a Chiarano. E questo, abbiamo fatto tutto quello che era possibile. Resta molto da fare. Io ho lavorato anche perché, al di là di come andrà il voto, io spero che ci siano altre 2 settimane di campagna elettorale, anche se sono stata. Lavoriamo per questo fino a lunedì. Però una cosa devo dire, che l'immagine che ne ho ricavato di questa provincia è di una provincia fatta di donne, di uomini, che certamente non sono quelli che ci dipingono in giro e non sono quelli che appaiono spesso dalla brutta politica che vediamo in televisione. Finalmente, segretario, anche qui la gente comincia a decidere di uscire di casa, comincia ad indignarsi e comincia ad organizzarsi. E questo è fondamentale, che noi continuiamo anche dopo le elezioni come partito ad organizzarci, anche nei paesi più persi della pedemontana, perché è da lì che io ho visto la gente più impaurita e gli amministratori che mettono paura ai cittadini hanno una grave responsabilità. Un amministratore deve risolvere i problemi, rasserenare i cittadini e non incutere paura, cosa che io ho visto tra molti anziani della nostra pedemontana. È grave questo e credo che noi abbiamo molte cose da dire ed è sui nostri valori, su tutto quel patrimonio che è emerso in questa campagna elettorale, che fino a lunedì non dobbiamo perdere neanche un minuto per convincere tutti ad andare a votare e ovviamente per sostenere noi. Un grazie al nostro segretario per essere stato qui.